Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso riparte da Treviso con l'assemblea regionale di Avis che lancia 2 allarmi. Se da una parte sono emerse delle criticità che secondo l'Avis regionale devono trovare al più presto una soluzione, dall'altra è saltato all'occhio un aspetto positivo. All'assemblea veneta hanno partecipato molti giovani. Perché hai scelto di entrare in Avis? Ho scelto di entrare in Avis per dare un contributo agli ammalati donando sangue. È un esempio che ho avuto anche in famiglia, perché papà anche lui è avisino da quando ho 18 anni e io a mia volta insomma sono diventata donatrice. Cosa potrebbe essere migliorato? Allora, la comunicazione sicuramente, soprattutto perché ovviamente Avis è una rete associativa, quindi deve trasformarsi in una rete a tutti gli effetti. Io l'Avis la vedo ancora un po', passatemi il termine, un pochino anzianotta, nel senso che ci dovrebbero essere delle cose da modernizzare, da aggiornare, dei processi da rendere un po' più digitali, un po' più scorrevoli. Fra l'altro, tra Avis Veneto e ABVS Belluno si è registrato un incremento dei donatori dell'1,83% rispetto al 2023. I nuovi donatori e donatrici sono 11.083. Sono loro che ogni giorno spiegano dall'associazione a rendere possibile un gran numero di interventi chirurgici e cure nei vari ospedali. Intanto l'Avis fa i conti con alcune problematiche che necessitano delle soluzioni: la carenza di personale sanitario nei centri trasfusionali e necessità di incrementare il plasma. Il discorso del plasma sta diventando una cosa veramente necessaria per gli emoderivati. In questo momento siamo autosufficienti a livello nazionale per il 60-65% ed è veramente, siamo insufficienti, e dover reperire il plasma e gli emoderivati da altre nazioni sta diventando oltremodo una cosa non buona. E questo nonostante si sia registrato un piccolo incremento nella raccolta del plasma del 2,97%. In lieve calo invece la raccolta di Avis di sangue intero, passato da 176.266 unità nel 2023 a 174.531 nel 2024. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a San Zenone degli Ezzelini che si prepara a un fine settimana di gemellaggi e festeggiamenti, fra parate istituzionali e anche baffuti in gara. Era il 2000 quando i comuni di San Zenone degli Ezzelini e Maiano ufficializzarono un'amicizia nata molti anni prima, nel 1976, sulle macerie del terremoto che il 6 maggio devastò il Friuli. In quell'occasione la comunità di San Zenone si mobilitò immediatamente per aiutare la popolazione colpita. Ne nacque un rapporto autentico, concreto, fatto di solidarietà e umanità che nel tempo si è trasformato in un'amicizia profonda. Oggi, a distanza di 25 anni dall'atto ufficiale del gemellaggio, San Zenone e Maiano si ritrovano nuovamente per rinsaldare questo rapporto con una serie di eventi che partiranno domenica nella località della Pedemontana per proseguire a ottobre in Friuli. In programma l'alzabandiera in onore ai caduti, con la sfilata del corteo e il rinnovo del patto nel parco comunale. San Zenone sta vivendo in questi giorni anche le gioie della tradizionale sagra di San Marco, che si concluderà domenica con il raduno delle auto storiche, dei mezzi d'epoca e con l'attesissima sfida tra le barbe e i baffi più belli del nord-est. Lo sport, siamo al 70° della sfida del Benetton Rugby che nella seconda sfida in Sudafrica, dopo la grande vittoria della prima gara in Sudafrica, purtroppo il punteggio è molto pesante. Contro gli Stormers i Leoni stanno perdendo 49-5 dopo essere stati anche sotto 30-0 e dunque si stanno avviando, a meno di clamorose rimonte molto complicate da attuarsi, a una pesantissima sconfitta. 49-5 in questo momento il risultato del Benetton contro gli Stormers in Sudafrica. Adesso noi invece andiamo nel bellunese. Ripartiamo dalla cronaca: 8 coltellate al torace, un fendente alla gola e agghiacciante l'esito dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli sul corpo di Riccardo Gaio, il 17enne ucciso dal padre Vladislav martedì sera nella piccola frazione di Oltra all'interno della loro abitazione. Non solo, il ragazzo sarebbe stato poi finito con 3 colpi alla testa con una pistola a sparachiodi che sembra essere stata acquistata dal padre proprio per compiere il massacro, e questo prima di togliersi la vita. Il sospetto degli inquirenti è che il 49enne volesse uccidere anche la figlia dopo essere venuto a conoscenza che l'ex moglie lo aveva denunciato per violenza domestica, e quindi sembra sempre più accreditata l'ipotesi della
premeditazione, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la vendetta atroce dell'uomo nei confronti della donna che lo aveva denunciato per violenza, e questi dettagli terribili della autopsia che dimostrano la furia dell'uomo, e forse anche l'intento di voler uccidere anche la figlia dopo aver ucciso anche il 17enne in un modo così atroce. Da un omicidio a un altro, pubblicata infatti le motivazioni della sentenza del processo per l'omicidio di Antonio Costa. In 91 pagine ripercorsa la controversa fase dibattimentale del processo ai 2 dominicani accusati di omicidio volontario in concorso aggravato per futili motivi, per i quali i giudici togati, Montalto e Velo e i 6 popolari accolsero la richiesta di condanna del PM Alberto Primavera. L'avvocato difensore Stelin ha già annunciato che presenterà appello dopo aver inutilmente fatto richiesta di arresti domiciliari per il suo assistito Pedro Livert Dominguez, l'unico ad essere stato condannato. La prova centrale si è confermata essere il coltello fatto ritrovare dallo stesso Dominguez, poi analizzato da RIS di Parma, che, come ha precisato la Corte d'Assise, è stato adoperato dall'imputato e sarebbe quello con cui è stato ucciso Antonio Costa nell'appunto omicidio che vi abbiamo raccontato. Predazioni incontenibili in Alpago, parliamo del lupo. Nell'ultimo fine settimana a Puos ancora lupi in azione. Buongiorno, questa è la mammina che il giorno di Pasqua, pomeriggio probabilmente, è stata mangiata dai signori lupi. Vi faccio vedere le predazioni del 18, ecco, le ho messe qua perché domani dobbiamo seppellirle. Questo è l'effetto dei signori lupi, che gli animalisti ritengono che siano le miglior persone che esistono. Ecco, grazie. È sconsolato il proprietario di questo appezzamento di terra in località Costella, Puos d'Alpago. Da anni offriva il suo spazio per tenere periodicamente 14 asinelli di proprietà dell'amico Ventura. In poco più di un mese ne sono rimasti 10, l'ultima predazione a Pasquetta dopo una lunga notte di guardiania a vista. Ultimamente, segnala Ventura, i lupi sono particolarmente aggressivi, attaccano anche i maremmani, la razza notoriamente conosciuta per la sua capacità di fronteggiare il grande predatore. La conca dell'Alpago è quella che negli ultimi 5 anni sta pagando forse più delle altre località in provincia in termini di presidi del territorio e di attività economiche. Abbiamo avuto 800 predazioni di pecore negli ultimi 5 anni e abbiamo un dato che 40 aziende di hobbisti hanno chiuso. È una storia che continua da 5 anni, adesso vediamo cosa potremmo fare nei prossimi mesi, perché c'è in atto il declassamento e quindi forse questo potrà aiutare. Già, il declassamento, il cambio di rotta in sede europea è partito nel 2023 con il pressing in commissione da parte di agricoltori e mondo venatorio. La svolta lo scorso dicembre con la Convenzione di Berna che ha dato il via alla modifica della direttiva Habitat. Il voto per far passare il lupo da specie strettamente protetta a protetta è atteso a Bruxelles il prossimo 8 maggio e il risultato sembra scontato. Lei pensa che il lupo sia diventato anche un collettore di voti? Sicuramente sì, perché la politica sta attenta di prendere decisioni in merito anche nella nostra regione, perché tra poco andremo al voto e siccome c'è una idealizzazione verso la montagna da parte dei cittadini di grandi città, vorrebbero venire qua a vedere il wilderness, che vuol dire l'abbandono, che noi invece piace vedere la montagna con i prati curati, vorrebbero vedere il lupo, vorrebbero vedere l'orso, ma il principio in realtà ce l'abbiamo noi. Senza scordare, secondo quanto ha riferito 2 mesi fa in audizione alla Camera dal tecnico ISPRA Piero Genovesi. 2 mesi fa ha detto chiaramente che ci sono stati 19 attacchi verso l'uomo del lupo in 7 regioni d'Italia. Referti dai pronto soccorso e analisi del DNA confermerebbero gli attacchi probabilmente di lupi ibridati. Con il declassamento si aprirà la caccia al lupo? Quando arriverà il declassamento definitivo col pacchetto dei decreti attuativi, probabilmente regione per regione si potrà gestire il lupo con i numeri giusti per permettere la convivenza giusta dell'uomo verso il predatore e permettere gli allevamenti a cielo aperto dei nostri animali da economia. A Cortina adesso, dove prende forma il villaggio olimpico di Fiamme, si hanno dovuto scegliere gli orari notturni per non intasare e bloccare la statale 51 di Alemagna, perché le 377 casette prefabbricate che comporranno il villaggio olimpico di Fiamme sono larghe 4 metri e lunghe una dozzina. Oltre alle casette che vediamo, il progetto prevede la realizzazione di 5 edifici mediante tensostrutture o tendoni che dovranno ospitare mense, uffici, aree comuni e palestre per gli atleti. Torniamo adesso a parlare del 25 aprile, ieri le celebrazioni a Feltre, un corteo ha sfidato
ha sfidato l'indicazione del Comune. Raccogliendo l'esortazione contenuta nella deliberazione del Consiglio dei Ministri di 5 giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice, che chiedeva che tutte le manifestazioni pubbliche si svolgessero in modo sobrio e consono alla circostanza, l'amministrazione comunale di Feltre, pur mantenendo l'importante cerimonia della liberazione del 25 aprile, aveva annullato la sfilata fino al monumento dei caduti, mantenendo la sola inaugurazione di piazza Giacomo Matteotti, già piazza plebiscito, e le celebrazioni al monumento dei caduti. Ciò nonostante il corteo, non più previsto, si è comunque svolto. Sì, un corteo nonostante il fatto che questo corteo fosse stato vietato dalla sindaca di Feltre per la sobrietà imposta. Noi ritenevamo che il corteo del 25 aprile fosse una cosa importante da fare, si è sempre fatto ed è sempre stato all'interno di certi canoni, per questo l'abbiamo voluto replicare ieri a Feltre nonostante il divieto, e anche forse un po' per questa questione c'è stato un ricorso di gente enorme nonostante il brutto tempo e la pioggia. Insomma, è stata una bellissima giornata di partecipazione e è stato il modo migliore anche per onorare il 25 aprile. Rimane la questione del perché, se sia stato o meno un eccesso di zelo. Purtroppo è un atteggiamento che si è riscontrato in alcuni comuni e in realtà penso che sia un po' insito anche in alcune volontà del governo. Cioè si voleva un po' far passare in secondo piano il 25 aprile un po' con questa scusa della sobrietà, ed è purtroppo una cosa brutta secondo me che è successa e non corretta. Tutto sommato io credo che però la risposta della gente sia stata la risposta migliore. E nel giorno del 25 aprile non si è mancato di ricordare i partigiani, uno in particolare importante per la provincia di Belluno. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Rizzieri Raveane, meglio noto come Nicolotto da Celarda, una figura che certo non tutti conoscono, ma che è cara all'Anpi, che ha voluto farsi carico del restauro della sua tomba nel piccolo cimitero proprio di quella Celarda da cui era partito. Noi curiamo sempre ogni occasione possibile per anche dare gloria, se vogliamo, ai nostri morti, che sono morti per la libertà, hanno combattuto, ci hanno dato la Costituzione, quindi per noi è una necessità, soprattutto per quelle persone che non hanno più i parenti, che non sono morti, quindi le loro tombe è giusto ripristinarle. Ma chi era Nicolotto? Un libro lo racconta e chi lo scrisse non poteva non essere presente alla cerimonia ricordandone la figura. Rizzieri Raveane, detto Nicolotto, nome di battaglia Nicolotto, è quello che possiamo considerare davvero il primo partigiano delle montagne bellunesi. Lui aveva un curriculum antifascista che comincia sin dalla Francia, quando parte da Celarda a 16 anni come emigrante, e dopo dalla Francia parte volontario in Spagna con le Brigate Internazionali, dove appunto diventa addirittura capitano delle Brigate Internazionali, una persona estremamente umile, falegname, terza elementare, che partiva appunto qui da Celarda. Quando poi è iniziata la resistenza qui in provincia di Belluno, lui è stato tra i primissimi, il primo che salì appunto alla caserra Spasema sopra Lentiai per organizzare la resistenza, il primo gruppo armato della resistenza. Lui è stato il primo comandante della resistenza bellunese. Il rischio, oggi rappresentato da alcuni presenti, è che la tomba non sia perenne e che Nicolotto rischi di essere esumato e cancellato. L'ANPI si farà ora carico di verificare che non possa accadere. Chiudiamo con la festa grande a Limana per le 101 candeline spente da Gabriella Piccolotto, volto noto e amatissimo in paese per le numerose attività filantropiche condotte nel corso della sua vita. Moglie dell'ingegner Coriolano Testolini, ideatrice dell'omonima fondazione, negli anni si è spesa per consentire l'erogazione di contributi economici a favore di anziani non autosufficienti, oltre che per il sostegno alla casa di riposo, all'oratorio cittadino e alla chiesa parrocchiale di Lentiai, suo paese d'origine. Dunque gli auguri a Gabriella Piccolotto per i suoi 101 anni. Ed è finito il TG di Treviso, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.